O Dio, che alla tua Chiesa pellegrina nella fede hai dato in Maria Vergine l'immagine della futura gloria, concedi a noi, tuoi fedeli, che inauguriamo questo suo capitello, di poter sempre alzare gli occhi con fiducia verso di lei, fulgido modello di virtù per tutto il popolo cristiano. Fa che alla scuola del tuo Figlio, imitando il sì di Maria Immacolata, cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, per divenire il lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questo luogo e rendilo punto di riferimento e di incontro fra i vicini e i lontani. Sull'esempio di Padre Bernardino, aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza rinnovatrice del tuo spirito. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Concedi ai tuoi fedeli, Signore, l'abbondanza dei tuoi doni, la salute del corpo e dello spirito, la concordia fraterna e la pace, la gioia di servirti nella Santa Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie ancora, con un canto concludiamo e poi per chi desidera c'è un piccolo rinfresco per bere un bicchiere insieme. Grazie a tutti.